Per agire nei confronti della banca che ha sollecitato l'investimento in diamanti e ottenere il risarcimento del danno, è necessario essere in possesso dei diamanti? Il quesito si pone perché alcuni clienti che avevano deciso di investire i propri risparmi nell'acquisto dei diamanti avevano anche deciso di lasciare le pietre in custodia presso la società venditrice, oggi fallita. Perciò non possono esibire i diamanti a un perito di parte o a un perito d'ufficio nominato dal tribunale, ma devono attenderne la restituzione da parte del curatore fallimentare. Una recente ordinanza del Tribunale di Verona, emessa dal dottor Vaccari, precisa che il valore attuale dei diamanti può essere stimato applicando i listini Rapaport. Ne deduciamo che non è necessario essere in possesso dei diamanti, ma è sufficiente conoscerne e documentarne le caratteristiche. In base ad esse si potranno applicare i listini Rapaport. Per approfondimenti visitate il sito web dello studio e seguiteci sulla pagina Facebook.